Referendum autonomia domani, urne aperte dalle 7 alle 23, quindi lo spoglio delle schede, 4 milioni di veneti chiamati alle urne, il maggior numero degli elettori nella Marca trevigiana, oggi l'allestimento dei seggi. Antena 3 seguirà per tutto il giorno la consultazione, 5 edizioni di telegiornali per gli aggiornamenti sul voto, dalle 22:45 speciale 20:10 con ospiti, collegamenti da Venezia e filo diretto con voi, telespettatori. Terribile incidente questa mattina all'alba ad Abano Terme, un'auto si schianta contro un palo e prende fuoco, 6 persone ferite. A Coltellao Nigeriano in via Piave a Mestre, il responsabile individuato ed arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Assolto dall'accusa di minacce gravi alle sorelle, il 46enne veronese che nel 91 uccise i genitori era finito nuovamente sotto inchiesta per alcune frasi come "faccio quello che dovevo finire" nel 1991. 20enne vicentina affetta da epilessia grave e farmaco resistente sarà curata con un prodotto a base di cannabis, l'appello della madre accolto dalla regione e da Federfarma Veneto. Sarà una Venice Marathon blindata, quella in programma domani, con particolare attenzione riservata al Ponte della Libertà. In prefettura definite le linee guida delle misure di sicurezza antiterrorismo. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando del referendum sull'autonomia. Oggi giornata sabato di silenzio elettorale, domani le urne aperte dalle 7 alle 23. Quindi lo spoglio delle schede. Nel prossimo servizio lo vediamo come si vota e domani sarà anche una lunga giornata nella nostra emittente che seguirà per tutto il giorno questa consultazione. Sono 4.068.558 i veneti, compresi 330.000 residenti all'estero, chiamati domani alle urne per esprimersi sul referendum sull'autonomia indetto dalla Regione Veneto. Appuntamento che la nostra emittente seguirà domani con ampie finestre nelle edizioni dei telegiornali e lo speciale 20:10 a partire dalle 22:45. Ai cittadini si chiede di rispondere al seguente quesito: vuoi che alla Regione del Veneto vengano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Urne aperte domani dalle 7 alle 23, quindi si inizierà lo spoglio per il conteggio dei sì, dei no e delle eventuali schede bianche o nulle. La Marca trevigiana, la provincia con il numero di elettori più consistente, 763.833, a Rovigo il numero più basso, 202.630, a Belluno, dove gli elettori sono 209.678, si voterà anche per l'autonomia della provincia, 4.739 le sezioni elettorali nell'intera regione. Per votare gli aventi diritto dovranno recarsi nel loro seggio abituale, quello indicato nella scheda elettorale, ma trattandosi di un referendum consultivo non sarà necessario presentarla, basterà esibire un documento d'identità. Per questo motivo la scheda non sarà timbrata, la prova del voto la si potrà conservare richiedendo la ricevuta appositamente stampata per questa consultazione, che avviene contemporaneamente a quella in Lombardia, ma che a differenza della regione confinante prevede un quorum di validità, deve recarsi alle urne il 50% più 1 degli elettori. Antena 3 seguirà la giornata di voto e lo spoglio delle schede con continue finestre sul referendum, aggiornamenti sull'affluenza nelle edizioni dei telegiornali delle 12:30, 18:30, 19, 19:30 e 20:45, dalle 22:45 speciale 20:10 con ospiti, aggiornamenti, collegamenti da Venezia e il filo diretto con i telespettatori attraverso i social. La cronaca adesso con un terribile incidente stradale all'alba ad Abano Terme, un'auto che si schianta contro un palo e prende fuoco. Uno schianto terribile questa mattina all'alba in via Appia, nella frazione di Monterosso ad Abano Terme. Un'auto è uscita di strada e dopo la carambola è finita contro un platano e si è incendiata. Alcuni degli occupanti dell'utilitaria sono stati sbalzati fuori, mentre gli altri sono riusciti a liberarsi da soli ed uscire dalle lamiere prima che l'auto prendesse fuoco. 6 le persone ferite che sono state portate in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme divampate dall'impianto a GPL e i carabinieri per i rilievi. Il giudice Guido Salvini ha assolto Pietro Maso dall'accusa di minacce gravi perché il fatto non costituisce reato. La vicenda si trascinava dal marzo del 2016, 3 anni dopo l'uscita dal carcere del protagonista del noto duplice omicidio dei genitori nel 1991.
Tornato libero, il veronese di Montecchia di Crosara era finito nuovamente sotto inchiesta per aver detto: faccio quello che dovevo finire nel 1991, faccio il lavoro che so fare meglio e poi mi ammazzo. Parole pronunciate nel corso di 2 telefonate fatte da Maso all'ex moglie e alla sua guida spirituale, Don Guido Todeschini. Da lì partì l'inchiesta della Procura Meneghina per il reato di minacce gravi, alle quali fece seguito l'emissione di un foglio di via da Milano della durata di 3 anni, spiccato dalla questura che lo considera un individuo potenzialmente pericoloso. Però la soluzione ieri dal giudice che ha ritenuto che il fatto non costituisse reato e quindi sono cadute le accuse per il ormai 46enne veronese. Adesso parliamo di un altro fatto di sangue, ben più recente però, un fatto di sangue avvenuto il 7 ottobre scorso in via Piave a Mestre, quando un cittadino tunisino ha accoltellato un cittadino nigeriano in via Piave. È stato individuato ed arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Ci dice tutto in diretta telefonica da Mestre la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Si è conclusa da pochissimo la conferenza stampa dei carabinieri di Mestre, che hanno arrestato il responsabile di questo accoltellamento avvenuto lo scorso 7 ottobre in una laterale di via Piave. Si tratta di un 20enne tunisino che tra l'altro è irregolare sul territorio nazionale. Tra l'altro i carabinieri hanno anche scoperto che questo accoltellamento è stato particolarmente cruento, perché si è trattato sì di 2 coltellate, però una con eviscerazione, ovvero gli è stato tolto proprio una parte di intestino, per questo era proprio in pericolo di vita, è stato salvato in extremis con un intervento urgente. Sono riusciti a risalire a lui in pochissimo tempo, dunque in 14 giorni, grazie alle testimonianze delle persone che vivono la zona e che avevano assistito a questa discussione che è iniziata in via Piave, nei giardinetti, e poi si è conclusa proprio lì al lato della gioielleria, e soprattutto anche grazie all'aiuto delle telecamere di videosorveglianza che sono state potenziate negli ultimi tempi e che saranno ulteriormente potenziate. Il 20enne è stato trovato ieri mattina in un esercizio commerciale della zona. All'intervento dei carabinieri ha anche cercato di ribellarsi, probabilmente era anche sotto effetto di stupefacenti, tanto che ci sono voluti ben 3 militari anche di stazza abbastanza grossa per riuscire a fermarlo, perché era davvero scatenato. Tra l'altro è stato trovato anche in possesso di un sasso di eroina di circa 16 grammi, dunque oltre che per tentato omicidio è anche accusato di possesso di sostanze stupefacenti. Per ora è tutto da Mestre, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Andiamo a Padova invece con le vicende dell'ex sindaco di Abano Luca Claudio. La seconda misura cautelare era inefficace, così il Tribunale del riesame annulla il provvedimento nei confronti di Luca Claudio e l'ex sindaco avrebbe dunque scontato 7 mesi di troppo. 7 mesi di detenzione preventiva in più tra carcere e arresti domiciliari, tanti ne avrebbe scontati l'ex sindaco di Abano Luca Claudio, coinvolto nello scandalo tangenti alle terme. I giudici del Tribunale del riesame infatti hanno annullato la seconda ordinanza di custodia cautelare. Claudio dunque doveva essere scarcerato a Natale del 2016, quando scadevano i termini della carcerazione preventiva, e non nel luglio del 2017, come invece avvenne. Adesso i giudici del riesame dichiarano l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere disposta nel novembre 2016 per il secondo provvedimento restrittivo. L'annullamento all'epoca era stato chiesto anche dai difensori dell'ex sindaco. Ora parliamo dell'inchiesta sul rogo al Parco Stella di Oderzo. Lo ricorderete, un intero centro commerciale che andò in fumo. A breve sarà depositata la perizia dei Vigili del Fuoco, ma dalle indagini tecniche non sarebbe risultata nessuna responsabilità, e molte sono le domande alle quali forse non si riuscirà a dare una risposta. Dopo mesi e mesi di indagini, forse alle 1000 domande non sarà mai data una risposta. Le cause dell'incendio che hanno devastato il Parco Stella resteranno molto probabilmente sconosciute. Fra pochi giorni infatti dovrebbe essere depositata sul tavolo del pubblico ministero Francesca Torri la perizia dei Vigili del Fuoco. Indagini ed accertamenti che non avrebbero dato risposte certe. Insomma, nessun colpevole per il rogo che ha letteralmente spazzato via il brico e €1. La magistratura però potrebbe ordinare di rimuovere tutte le macerie ed effettuare un'ulteriore perizia profonda, ma questo si saprà solo
ma questo si saprà solo dopo la consegna della perizia dei Vigili del Fuoco. Per il momento rimane lì la carcassa della struttura, quel che rimane di un colosso ormai fantasma. Solo alla fine di tutto e dopo il dissequestro dell'area si potrà pensare alla bonifica. Intanto si annuncia già una guerra tra le assicurazioni per i risarcimenti. A Venezia ora, dove una vertice in prefettura ha definito quelle che sono le linee, le misure di sicurezza straordinarie per la Venice Marathon di domani, ovviamente misure antiterrorismo. Allora ci dice tutto in diretta telefonica da Venezia per noi Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno a tutti. Sono state definite nelle scorse ore le misure di sicurezza che saranno senza precedenti per questa 32esima edizione della Venice Marathon. In un incontro tra tutte le forze dell'ordine tenutosi in prefettura si sono decise le linee guida di queste misure di sicurezza di questa corsa che avrà luogo domani da Stra a Venezia, la città storica, e l'attenzione e i riflettori sono puntati sul Ponte della Libertà, che è il nodo principale della sicurezza. Ci sono delle indicazioni nuove del Ministero, per cui è stato appunto predisposto un rafforzamento di tutte queste misure. Ci saranno più mezzi della protezione civile anche per dirigere il traffico, ci sarà una presenza molto più elevata rispetto al solito di operatori delle forze dell'ordine, e ci saranno anche le barriere di difesa che siamo abituati ormai purtroppo a vedere nelle manifestazioni pubbliche. Il livello di sicurezza era sempre stato elevato per questa manifestazione, ma mai lo è stata come questa volta. L'appuntamento è domani alle 9:40 per questa maratona, naturalmente come tutte le maratone, di 42 chilometri, nonostante insomma questo dispositivo sicuramente si svolgerà una manifestazione in maniera serena. Per il momento da Venezia è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie a Tommaso Stoppa. Noi andiamo a Vicenza adesso per parlare di una vicenda che riguarda una ventenne vicentina malata di epilessia grave e farmaco resistente. Dopo l'appello della mamma c'è stato ottenuto il via libera all'utilizzo di un farmaco con cannabis. Allora ci dice tutto da Vicenza la nostra Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, una buona giornata dalla redazione di Vicenza. Infatti dalla prossima settimana, dopo lunghe ricerche e intoppi burocratici, Serena potrà smettere di soffrire ed essere curata con un farmaco che arriva direttamente dall'Olanda, un tipo di cannabis, la bedrolite, che eviterà le forti crisi epilettiche respiratorie cui è costretta la ventenne vicentina per una patologia che appunto la vede su una sedia a rotelle. Tutto è partito grazie alla mobilitazione della mamma della ragazza, un'infermiera al San Bortolo, che ha denunciato alla regione la sua difficoltà nel curare la figlia con la cannabis, fino ad oggi pagata di tasca sua, ma pare che le cui scorte siano al momento esaurite. Fino ad allora la patologia di Serena infatti non rientrava in quelle che prevedono la cura attraverso il cannabinoide, questioni burocratiche insomma, le solite all'italiana. L'appello è stato però accolto fortunatamente dai vertici regionali, il farmaco è stato reperito anche se con dosi minime, però Serena da martedì sarà presa in carico dagli specialisti dell'azienda sanitaria di Vicenza, che stileranno il piano terapeutico che le consentirà di avere garantita la cura. Questo per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. E noi invece parliamo di vaccini con la bufera in queste ore a Zero Branco per un convegno, una serata informativa sui vaccini a cui era prevista la presenza di un medico radiato dall'albo dei medici, perché notoriamente Novax. Allora il Comune ha ritirato il patrocinio. Serata sui vaccini patrocinata dal Comune di Zero Branco, relatori a senso unico 3 Novax, tra cui il discusso medico padovano Paolo Rossaro, il medico antichemio radiato dall'ordine. Moderatore il sindaco Mirko Feston. Apriti cielo, immediata bufera sull'amministrazione comunale, le cui intenzioni erano altre, spiega lo stesso Feston, organizzare su sollecitazione di alcuni genitori bisognosi di informazione un confronto tra le parti, che però non è stato possibile fissare proprio per i relatori scelti, da qui l'idea di promuovere 2 appuntamenti distinti. Quello con i favorevoli al vaccino si terrà entro fine novembre. Nel frattempo è uscita soltanto la notizia del primo incontro e non del secondo.
Io intendevo che il Comune facesse da moderatori entrambi proprio per garantire la libertà di opinione a tutti e due. Non è stato possibile perché il primo incontro col patrocinio comune si sono verificati dei problemi sui relatori. Di conseguenza il Comune deve ritirare il patrocinio pur garantendo espressione a tutti, perché siamo convinti sempre, ma a maggior ragione su cose così delicate come i vaccini ai bambini, a bocca si alliga solo chi sacchi. All'incontro con Rossaro il Comune ha però deciso di ritirare il patrocinio, curriculum anche giudiziario giudicato troppo pesante. Al di là di questo, a Festone di essere tacciato come Novax poco importa. A me non è che vado a sta roba qua, mi va a sostanza. Un genitore che ha dei dubbi, qualcuno dovrà pur convincerlo, che ha bisogno di un confronto. Non vedo cosa che sia da mai, se no finiamo come Madrid e Catalogna. Torniamo alla cronaca, bocconi avvelenati sul Montello, siamo sempre della Marca trevigiana, 3 cani sono morti, potenziati allora i controlli della forestale e anche dei vigili urbani. Esca il cianuro lasciate qua e là sulle prese del Montello, almeno 3 cani sono morti. L'ultimo un pastore tedesco di 7 mesi, la proprietaria è andata in comune tra le lacrime a spiegare quanto era accaduto. Non ha potuto fare nulla per salvare il suo amico a 4 zampe, ma spera che l'amministrazione comunale avverta le persone, e così è stato. Il vice sindaco Renato Povelato ha lanciato un appello: non portate i cani sul Montello, soprattutto sulla presa 15, è troppo pericoloso. Non solo, ma l'amministrazione comunale ha già avvisato la forestale di vigili urbani che ora andranno a caccia dei bocconi avvelenati. Un autunno davvero caldo per queste colline bellissime, molte segnalazioni dei residenti per cacciatori troppo vicini alle abitazioni, tanti parcheggi selvaggi e moltissimi cercatori di funghi. A questo si aggiungono gli ecovandali ed ora anche queste persone senza scrupoli che lasciano bocconi avvelenati lungo il Montello. Da Padova la vicenda di una vedova sedotta e abbandonata, come si diceva nel film italiano degli anni 60, sedotta via internet però e derubata di 40.000 euro, vittima appunto della truffa una sessantenne. Si era presentato via internet come un petroliere americano innamorato dell'Italia, rispondendo all'inserzione di vendita della casa di una sessantenne di Brugine, e sempre in rete tra la vedova e il sedicente uomo d'affari è scoccata la scintilla. Dopo scambi di foto e di messaggi l'imprenditore di mezza età si dichiara: mollo tutto e vengo a vivere in Italia. Nell'ultimo contatto tra i due il sedicente petroliere affermava di essere stato bloccato all'aeroporto di Malpensa per una questione di vaccini e di avere bisogno di 40.000 euro puntualmente versati dalla vedova innamorata. Secondo le verifiche dei carabinieri di Piove di Sacco, ai quali la donna ha sporto denuncia quando ha capito di essere stata truffata, i conti correnti dove era stato versato il denaro erano intestati a un nigeriano. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, andiamo a Vicenza, 800 milioni di euro per cambiare il volto della città e l'obiettivo è l'alta velocità. La città di Vicenza, capoluogo di una provincia, qual è la provincia di Vicenza, non può perdere il collegamento ferroviario delle grandi reti nazionali e internazionali. Alta velocità, alta capacità e Vicenza cambierà volto, un progetto da 800 milioni di euro per quanto riguarda il lotto vicentino della tratta Verona-Padova, cantieri aperti in città per 6 anni per rendere Vicenza sempre più europea. Questi 6 chilometri di attraversamento ferroviario di Vicenza, secondo gli orientamenti dati dal Consiglio Comunale, rappresenteranno anche la possibilità di avere opere stradali connesse che ridisegneranno assolutamente l'accesso a est e a ovest della città. A che punto siamo con il progetto? Il progetto è il progetto definitivo. Entro Natale io conto di chiudere la conferenza di servizi a Roma e quello sarà il giro di boa, cioè una volta approvata il progetto in conferenza di servizi si potrà solo andare avanti. Il valore del tutto è di circa 800 milioni di euro. Tempi? Tutto il 2018 per le approvazioni e spero che sia nel corso, nella seconda parte del 2019, se tutto andrà bene, l'inizio dei cantieri che dureranno ovviamente anni. Un'eredità importante per il successore alla guida del capoluogo berico. Il mio successore dovrà seguire l'iter e soprattutto gestire la grande ingegnerizzazione dei cantieri per non bloccare la città e creare invece futuro a Vicenza.
Da Vicenza torniamo nella Marca a Sarmede, il comune che si sta spopolando, e allora la ricetta del sindaco è un incentivo economico. Il dato di fatto è che la fascia pedemontana, quindi non solo il comune di Sarmede, stanno soffrendo in questo periodo di un abbandono, in particolar modo da parte di giovani. Fuga dalle pendici del Cansiglio, un'emorragia che il comune di Sarmede da tempo sta cercando di arginare. Il primo provvedimento attuato pare con successo è il bonus bebè. Offre l'opportunità di avere 400 euro per nuclei familiari sotto i 30.000 euro di ISEE. L'importo è stato un attimo stimato in funzione di quelli che sono i costi medi, tenuto conto dell'acquisto sia di latte in polvere che di pannolini, che si aggira attorno ai 1.200 euro annui. Quello invece che sta facendo più scalpore e che sarà in vigore tra qualche mese riguarda l'assegno dal comune per pagare alcune tasse. Noi stiamo cercando di incentivare il loro ritorno dando un piccolo contributo che abbiamo quantificato in 500 euro per le giovani coppie, quindi sotto i 35 anni, che daremo per i primi 2 anni, avendo comunque da parte loro in contraccambio il minimo di 5 anni di residenza. Sta provando di tutto il sindaco antispopolamento, perché a Sarmede i numeri, nonostante sia il paese della fantasia, continuano ad essere una triste realtà. Da 3 anni in cui sono sindaco siamo partiti da 3.274 abitanti più o meno e siamo adesso sui 3.130-150, si oscilla. Noi abbiamo stimato all'incirca un 100 persone, unità più, unità meno, nel giro appunto di 5 anni. Dall'idea del comune di Sarmede a un'altra idea, questa volta però che è venuta a residenti e commercianti di Villorba, siamo sempre nella Marca trevigiana, per restituire il decoro di alcune aree della città, le aiuole che vengono decorate con sassi colorati. Bravi, complimenti! Molti sono i residenti che passando si stupiscono vedendo i 4.000 sassi colorati. Pietre del Piave, dipinti come delle vere e proprie opere d'arte, realizzati dai bambini delle scuole e da chiunque volesse partecipare all'iniziativa per decorare l'aiuola di Piazza Vittorio Emanuele a fianco della Biblioteca Civica di Villorba. I commercianti, capitanati da Marina Carrone, hanno deciso da tempo di migliorare il decoro delle vie, prima con le biciclette viola, poi passando, grazie all'aiuto di alcuni volontari, a personalizzare le aiuole con i sassi colorati. Il mio progetto è nato proprio così, spontaneamente, passando per le aiuole di Villorba, così vedevo che erano un po' in disuso, un po' in disordine. Naturalmente l'amministrazione comunale non può esserci dappertutto perché ha un costo anche sistemare tutte queste cose, e io ho detto ma perché non facciamo qualcosa di bello, di originale, di particolare, e mi è venuto in mente appunto di rendere partecipe tutta la città di Villorba, trovando degli spazi dove metterci a colorare. Per residenti e commercianti un modo efficace per riuscire ad abbellire gli spazi comunali senza gravare sul bilancio dell'amministrazione. È nata per risparmiare sulle spese di manutenzione dell'arredo urbano e poi è una cosa che ha coinvolto tutta la cittadinanza. La cosa più bella per me è appunto che tutta la cittadinanza partecipi al decoro e alla bellezza della sua città, del suo paese, e questa è la cosa più importante. Un'iniziativa dunque per il decoro e contro il degrado, ma se avete segnalazioni di degrado, situazioni che non vi stanno bene, particolari disservizi nel vostro comune, nella vostra via, nel vostro quartiere, potete contattarci, come sapete, con Lo dico ad Antenna, redazione @antena3.it, per scrivere una mail che sintetizzi il problema, oppure chiamare allo 0422 023 0898 la segreteria telefonica per lasciare un messaggio, oppure 351 175 5340 con sms e WhatsApp. È davvero tutto, allora vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.
Ultima giornata in compagnia del tempo stabile sulle nostre regioni, sì, perché domenica sarà davvero un tempo da lupi con tanta pioggia sulle nostre regioni. Ecco il dettaglio intanto del 21 ottobre. Sul Veneto tempo asciutto e ampiamente soleggiato, va evidenziata tuttavia una diffusa nuvolosità anche con cieli spesso coperti su Trevigiano e Veneziano, consuete nebbie diffuse sulle pianure. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 15 e i 20 gradi, valori minimi sui 12-15 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Qui il cielo sarà generalmente nuvoloso quest'oggi, ma senza piogge degne di nota, più sole sul Triestino, nebbie sulle pianure e sulle valli del Pordenonese e Udinese. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi, minime sui 12-14 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà asciutto e soleggiato, salvo una diffusa e parziale nuvolosità su tutta la regione. Le temperature massime saranno comprese tra i 22 e i 25 gradi, valori notturni tra 8 e 10 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da est lungo le coste e sudorientali al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.